falcidiata da fortissime raffiche di vento nella tarda mattinata anche a 100 km. Allora alberi caduti, tettoie scoperchiate, pali crollati e cartelloni divelti, paura, danni e disagi. Dopo la domenica d'alta tensione in un condominio Atera a Santabona, il sindaco annuncia una nuova stretta sui controlli delle assegnazioni. Viaggio nell'epicentro del disagio. Paola era il mio angelo, le lacrime e la rabbia di Sergio, l'uomo che doveva sposare in primavera la 56enne uccisa in agguato dall'automobilista contromano. In un video la fuga a piede del pirata poi bloccato. Curve di contagi e ricoveri continuano a calare, Zaia ottimista, il Veneto sta avviando verso la zona bianca. Dal governo in arrivo intanto il provvedimento che toglierà l'obbligo di mascherina all'aperto a prescindere dai colori. Scuola da oggi le nuove regole che allentano le quarantene, la lettera di 159 tra presidi e insegnanti al governo contro la DAD per non vaccinati. Truffe online, 3 denunciate dai carabinieri. A Riese Pio X un operaio trentenne raggirato da un giovane foggiano con un finto link delle poste sul cellulare gli ha sottratto 12.000 euro. Indagine del Sole 24 Ore sulla denatalità. La provincia di Treviso è ai primi posti in Italia per crollo demografico negli ultimi 20 anni. Dal 9 marzo scatterà un nuovo passaggio verso la televisione digitale. Le emittenti del gruppo Media Nord-Est si ricollocheranno in una nuova posizione sul telecomando e Antena 3 sarà visibile sul canale 10. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso. Allora, subito, come abbiamo visto anche negli altri telegiornali, vi facciamo vedere il sondaggio che abbiamo lanciato proprio nei nostri telegiornali e che riguarda il Green Pass. Fra poco vedremo anche il servizio con lo Zaia ottimista sul Veneto verso la zona bianca. Vi chiediamo eliminare il Green Pass. Se per voi è giusto eliminare il Green Pass, visto anche la situazione epidemiologica, 0422 162 6691. Se per voi invece non è giusto, 0422 162 6690. Come sempre, ve lo ripetiamo, se trovate il numero occupato non dovete preoccuparvi, la vostra decisione, la vostra scelta viene comunque registrata ed è ovviamente una chiamata gratuita. E poi questa sera nel corso di Ring l'esito finale di questo sondaggio. In attesa fra pochissimo di vedere il report della nostra Francesca Bozza sul vento, le raffiche di vento fortissime che hanno davvero creato paura e disagi, soprattutto nella tarda mattinata un po' in tutta la Marca. Torniamo a parlare dell'altissima tensione sfociata ieri a Santabona in un condominio Ater. Oggi Conte parla di controlli a tappeto. Sono anche disponibile a verificare situazione per situazione personalmente, perché certe situazioni devono finire. Chi non ha intenzione di comportarsi bene sappia che Treviso non è la città sua e non è una città pronta ad ospitarlo. È quasi un avviso pubblico quello che il sindaco di Treviso diffonde all'indomani della domenica di tensione vissuta in un condominio Ater di Via Bianchini, dove peraltro in serata si è recato lo stesso Conte. Il concetto è chiaro. Valuteremo, come ho promesso ieri ai residenti e agli inquilini, provvedimenti che con eventuali anche spostamenti di alcuni nuclei familiari. Ci tengo a ribadire che la situazione delle assegnazioni delle case popolari è assolutamente sotto controllo e mai come in passato è stato adottato un sistema di verifica e di controllo di quelli che sono i nuclei problematici, tanto che per alcune situazioni le assegnazioni sono bloccate anche da più di un anno. Controlli ci sono stati e ci saranno sia sulle assegnazioni che sulle emergenze abitative sottoposte recentemente a una stretta. Attenzione però, il tema va maneggiato con cura. L'appello che faccio è quello di non alzare la tensione per meri motivi che possono essere anche elettorali, visto l'avvicinarsi delle elezioni, ma di voler bene alla propria comunità e affrontare le problematiche nei tavoli corretti. Intanto da Enrico Renosto, già consigliere comunale molto attivo nel quartiere di Santabona, arriva una proposta. Qui io penso che si debba intervenire anche con dei corsi di educazione civica per insegnare a chi è assegnatario di alcuni alloggi quella che è la convivenza civile all'interno dei condomini. Allora riavvolgiamo il nastro e vediamo cosa è accaduto nel pomeriggio di ieri. Sullo sfondo un nostro servizio andato in onda qualche giorno fa e che raccontava proprio una situazione di degrado. Andate via, per piacere, che non abbiamo la porta. Ecco, però ci vuole dare la sua versione dei fatti, perché ne sta parlando tutta la città. Il mio avvocato, andate dai. Chi è il suo avvocato? Basta, Ma signora, chi è il suo avvocato? Non ti interessa.
Preferisce non dare la sua versione dei fatti la signora Lori dopo la domenica ad alta tensione che si è registrata in questo condominio Ater a Santabona tra via Bianchini e via dell'Immacolata, detonatore di un clima ormai irrespirabile. Un nostro servizio andato in onda sabato con cui Roberto Pinto, già presidente di quartiere, denunciava il degrado della zona. Nessuna accusa specifica, nessun nome, eppure scatta quella che sembra una rappresaglia in due tempi. Il primo episodio alle 13 con un alterco solo verbale quando la donna di origini rom si scaglia contro Pinto. Mi è scesa la signora Rom, della famiglia Rom, mi ha puntato il dito e mi ha minacciato dicendomi che io avevo chiamato Antena 3 a fare un servizio in cui dimostravo quello che sto vivendo, il degrado, la mancanza di igiene, la mancanza del rispetto delle regole condominiali. La situazione sembra tornata alla normalità, ma è alle 19 che i toni e non solo quelli trascendono. Roberto Pinto è fuori casa in passeggiata, all'interno dell'abitazione la figlia e la moglie Roberta. È qui che la signora Rom torna alla carica presentandosi alla porta della famiglia. Come ha aperto la porta mi ha aggredito. E lei è appena stata all'ospedale? Sì, io sono stata all'ospedale tutta stanotte, sono stata a casa stamattina alle 6 e ho una piccola frattura su una caviglia. 5 giorni di prognosi per una domenica che finisce con l'intervento della polizia. Sul posto anche il sindaco Mario Conte. Non è una questione di razzismo, scandisce a chiare lettere Pinto, ma di decoro che riguarda tutti. Difatti sto valutando di vendere l'appartamento e andare da un'altra parte. Dopo quanti anni? 62 anni. E al di là del singolo episodio che comunque poi ha creato la tensione ieri, il clima resta incandescente nel condominio, ma un po' in tutta l'area. Com'è la convivenza qua? Difficile, troppo sto garantiere. Mi hanno anche minacciata. Hanno minacciato in che maniera? Ovviamente una sera alle 3:30 stavano facendo casino giù e io ho aperto la porta e ho detto di smettere di far casino e la figlia è venuta su a minacciarmi che se non mi andava bene mi massacrava di botte. Minacce anche gravissime non sarebbero un'eccezione in questo condominio Ater di via Bianchini. A raccontare problemi con la famiglia Roma del primo piano anche la signora Jessica. Beh, di notte spostano i mobili fino alle 5 del mattino, fanno casino, mettono la musica alta, litigano anche. Jessica, che dice di essere stata picchiata con un bastone da un'altra inquilina, episodio di qualche tempo fa, conferma un clima invivibile anche la dirimpettaia Nicoletta, un marito italiano e 4 figli. Loro di continuo fanno casino di notte, eccetera, quindi è un po' difficile. Poi c'è l'altro signora sotto il piano terra che mette ancora legno sul fuoco e quindi si fa fatica. Sì, sì. Ma le accuse sono incrociate. La signora Gianiche al piano terra punta il dito contro lo stesso ex capoquartiere Pinto, autore di tante denunce pubbliche. Il problema reale è questa persona, perché siamo succubi, 7 famiglie, succubi del suo atteggiamento e siamo stanchi. E questa è stata l'escalation. Che potevano essere loro, che potevano essere anche un'altra famiglia. Più in generale, guardando l'intera area, in tanti parlano di una situazione sempre più tesa, come questa donna insultata recentemente da alcuni stranieri. Mi sento dire alle spalle, Trevisanà de merda, altre parolacce. Perché, signora? Ma prima non era così, per quale motivo? Io non riesco a capire. Ci sono degli episodi che andrebbero attenzionati. Ed ora parliamo, l'abbiamo detto all'inizio del nostro telegiornale in apertura di titoli, delle raffiche di vento che hanno falcidiato la Marca anche a 100 km/h, il servizio di Francesca Bozza. Raffiche di vento fino a 100 km/h, alberi caduti, pali del telefono abbattuti, coperture di tetti volate via, bancarelle dei mercati spostati dalle folate. Decine gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia di Treviso, dalla Castellana alla Pedemontana fino al Vittoriese e l'Asolano.
Anche sui social si sono susseguite le segnalazioni e le foto dei danni provocati dal forte vento. A Mogliano, in tarda mattinata, in via Verdi, un albero secolare del giardino di una villa privata è caduto finendo in strada. Diversi danni segnalati nel territorio comunale di Vedelago. Verso le 11 questa mattina siamo stati stupiti da un vento anomalo, sembrava quasi una tromba d'aria che ha causato alcuni danni. C'è stato divelto un albero presso la scuola elementare di Barcon, alcuni pali dell'illuminazione pubblica e altri della telefonia. Abbiamo subito attivato con i nostri operai la risoluzione di queste problematiche e già verso in serata abbiamo risolto quasi tutte le questioni. Danni segnalati anche alla scuola di Vedelago. Parte della copertura della palestra è stata danneggiata. A Morgano una grossa pianta è caduta. A Valdobbiadene, come a Nervesa, paura al mercato settimanale con le bancarelle spostate dalle raffiche. A Castelfranco, al cimitero di San Floriano, scoperchiati alcuni loculi nel lato sud-est. Pezzi di lamiere sono finiti nel parcheggio. Pesanti danni in un'azienda agricola di Casacorba. Qui il vento ha abbattuto parte della recinzione, distrutto alcune strutture in legno e acciaio, spazzato via delle serre. Lungo la Venale dei rami sono caduti in acqua. In località Casoni sono stati segnalati pali del telefono pericolanti, situazione poi tornata alla normalità nel pomeriggio. Tempestivo l'intervento dei tecnici anche al punto tamponi dell'ex Melody per la segnaletica abbattuta. Problemi per ramaglie e un albero caduto nella zona delle scuole a Borgo Padova. Cartelloni stradali rivelti anche in via Sile e nella zona del sottopasso Villa Razzo e in via Montegrappa. Caduti alcuni alberi anche in un residence sempre a Castelfranco. Si è lavorato per tutta la giornata per ripristinare la situazione. Domani si inizierà con la conta dei danni, sperando che il vento non torni a far paura. Ed ora la tragedia della 4, la 56enne uccisa dall'automobilista che viaggiava contromano nella zona di Trieste. A parlare oggi è il compagno della donna, tra lacrime e rabbia. Paola era il mio angelo. La voce rotta dal pianto, la difficoltà a immaginare la propria vita senza la sua compagna. Si sarebbero dovuti sposare questa primavera per coronare definitivamente il loro rapporto, ma sabato scorso il folle gesto di un uomo ha stroncato la vita a Paraschiva Utu, conosciuta da tutti con il nome di Paola, strappata dalle braccia del suo Sergio che quel giorno l'aspettava a casa. Era una persona che avevo necessità di averla vicino a me, come le ho detto, come l'acqua che ha bisogno uno di berla. Mi serviva a 360 gradi, tutte le cose che uno può aver bisogno, dal mangiare, lavarsi, vestirsi. Non era solo la semplice compagnia e la persona vicino, ma c'era un amore profondo che ci univa. Già divorziati entrambi, si conoscevano da anni. Lei viveva a Trieste ma si era dovuta trasferire a San Biagio di Callalta in provincia di Treviso. La loro frequentazione si era interrotta, ma nel tempo si erano ritrovati riscoprendo i sentimenti reciproci. Ci siamo ritrovati più forti di prima, più consapevoli che la nostra unione era più forte di prima. Purtroppo ce l'avevo solo in questo periodo nei weekend. Lei era occupata alla De Longhi, io invece sono a casa in malattia. L'anno scorso a Sergio è stata diagnosticata la SLA, un fulmine a ciel sereno che ha radicalmente cambiato la sua vita, ma con Paola vicino tutto era più facile, tutto era più sopportabile. Di conseguenza per me il suo arrivo era veramente come un bambino che aspetta Babbo Natale. L'aspettavo veramente a braccia aperte. Paola era una gran lavoratrice, non faceva solo la badante. Ha lavorato anche come pasticcera presso un negozio di Oderzo e soprattutto quando ha trovato un posto fisso ha realizzato la sua volontà di lavoro. Nonostante ciò trovava il tempo di venire da Treviso a Trieste ogni weekend. Quel sabato mattina Sergio, non vedendo arrivare la sua compagna, ha provato a contattarla senza ricevere risposta, finché la polizia non ha bussato alla porta di casa in via Costalunga. In quel momento Sergio ha capito tutto. Mi hanno detto di sedermi e questa è stata... non dovevano aprire bocca. Si è capito subito che era una tragedia che non ha parole, non posso descriverlo.
Sergio ha nominato, assieme ai 2 figli di Paola che vivono in Germania, un legale di fiducia che seguirà tutte le procedure del caso. Che si farà carico di tutto quello che riguarda il dissequestro della salma, che non c'è, ma ci sono solo alcuni pezzi della persona rimasti. Chiaro che la persona che ha causato questo danno non si sa il motivo, non si capisce come abbia potuto percorrere un tratto così lungo di autostrada senza che nessuno è riuscito ad intervenire, perché ha fatto un tratto lungo di strada, perciò poteva forse qualcuno intervenire. Ovviamente il destino non si comanda, quello che è successo non si può tornare indietro. Quell'uomo, quell'automobilista, come abbiamo ricordato anche sabato, è poi scappato a piedi ed è stato bloccato. C'è un video che testimonia questi momenti. Una fuga a piedi improbabile in preda al panico lungo le corsie del raccordo autostradale di Trieste. Ales Gomoli aveva appena provocato la morte di Parashiva Utu, per tutti Paola, l'incolpevole automobilista romena di 56 anni residente a San Biagio di Callalta, finita nella traiettoria della sua folle corsa contromano a 180 all'ora e morta nel rogo del suo stesso veicolo. Il 49enne sloveno è fuggito di corsa dal luogo dell'incidente, poi, quando non ce la faceva più farneticante, ha iniziato a colpire con il pugno destro i finestrini e i portelloni dell'ambulanza che lo stava seguendo, imprecando in preda all'agitazione quasi a voler scagliarsi contro i sanitari. Poi l'arrivo di corsa di 2 poliziotti, uno lungo la stessa carreggiata, l'altro, a quanto pare dal video, dallo spazio percorribile tra i 2 guardrail centrali. Nel video, ripreso con il cellulare da un automobilista postato sul gruppo Facebook 6 di Monfalcone e dintorni e poi rimosso, dopo aver fatto però il giro di diverse chat, viene poi immortalato il momento dell'arresto. 2 paramedici scesi dall'ambulanza provano a calmarlo, ma invano, mentre Ales mantiene il pugno alzato in segno di minaccia e continua ad inveire. Quindi, quando l'uomo volta le spalle a uno degli agenti, viene atterrato e poi ammanettato sull'asfalto. Ales Gomoli è stato poi ricoverato nel reparto di medicina d'urgenza di Cattinara in stato di fermo. Lo sloveno potrebbe essere addirittura entrato a Sesana nel raccordo autostradale e non a Fernetti, fatto ancora da accertare. Stamani in procura è stato aperto il fascicolo relativo all'incidente. Il PM Matteo Tripani ha chiesto al GIP la convalida dell'arresto dello sloveno con l'ipotesi di reato di omicidio stradale. Il giudice ha ora 48 ore di tempo per decidere. Dalla tragedia in A4 alla tragedia dell'A28, domani l'autopsia sui corpi di Sara e Jessica. Ieri sera intanto la fiaccolata per chiedere giustizia a Conegliano. Ringrazio tutto il sindaco di Conegliano, il sindaco di Mareno e tutte le persone che hanno partecipato, perché vuol dire che hanno cuore. Dice grazie alla comunità di Conegliano, Alain Fragasso, papà di Jessica e zio di Sara, le ragazze morte sulla 28 travolte da un pirata della strada. Il giorno dopo il corteo di luci che ha illuminato la sera nel centro della città, in attesa dei funerali che probabilmente si terranno nel fine settimana, comunque dopo l'autopsia prevista nelle prossime ore. Siamo rimasti tutti contenti per la solidarietà, questo sì, senza dubbio. Anche se c'è stato un attimo di maleducazione. Il riferimento, come documentato dalle nostre telecamere, è al momento di tensione che si è registrato quando una delle organizzatrici si è rivolta agli avventori dei bar della piazza, inizialmente invitati a un minuto di raccoglimento. Non si può continuare a bere su una tragedia del genere. Domani potrete essere uno di voi così. Portate rispetto. Quello che non riuscite a fare purtroppo. Avvicinatevi a quei genitori che non hanno più le figlie. Più che altro i ragazzi sinceramente è rimasto molto deluso dai gestori dei bar. Da qui una considerazione amara. Quindi non ci meravigliamo se gente dopo l'incidente scappa, se questi ragazzi, persone, vedono della gente con i lumini. Non è che uno pensa che la gente che ha con i lumini vada a farci un red party, no, no. Qualche commento sgradevole, riferisce papà Alain, è stato rivolto anche sui social alle stesse organizzatrici. Dalle offese che si sono fatte, hanno fatto tutto questo per farsi vedere, qua di là. Se ci sono queste persone, se hanno il coraggio, vengono da me e parlano con me. Delusione a parte per l'atteggiamento di qualcuno, la serata è servita soprattutto per mandare un forte messaggio. La cosa importante è giustizia.
Adesso il Covid con un Veneto che si avvia verso la zona bianca, l'ha detto oggi il governatore Zaia. Intanto dal governo la decisione di togliere l'obbligo di mascherina all'aperto in tutta Italia, quindi a prescindere dai colori, da venerdì. Stiamo andando verso una zona bianca. Si fa progressivamente sempre più nitida la luce in fondo al tunnel della quarta ondata. Quel miglioramento emerso a livello nazionale lo si ritrova anche in Veneto, che conta oggi 2.858 nuovi positivi in 24 ore, 1.711 pazienti in area non critica e 160 in terapia intensiva. Di questi però gli attualmente positivi sono 125. Tutte le curve in calo in tutte le province del Veneto e quindi anche la curva regionale. Bisogna portare l'attenzione e quindi portare la mascherina, però è pur vero che penso che il virus ormai si sia indennizzato. Sarebbe però sbagliato abbassare proprio ora la guardia e soprattutto è importante continuare con le vaccinazioni, soprattutto per le fasce di popolazione più a rischio. Dobbiamo mettere in sicurezza le fasce di età più a rischio, che sono gli over 70 e gli over 80, per i quali ancora un virus preso in assenza di vaccinazione dà ovviamente i problemi che ci sono. Intanto da oggi nuove regole a partire dalla gestione delle quarantene a scuola e Green Pass illimitato per chi ha la terza dose o è guarito dopo essersi vaccinato. Dall'11 febbraio decade poi l'obbligo di mascherine all'aperto in tutto il territorio nazionale. Il sottosegretario alla salute Costa infatti ha annunciato l'arrivo di un provvedimento del Ministero per togliere i dispositivi di protezione all'aperto in tutte le regioni senza distinzione di colore. Pochi giorni dopo, il 15 febbraio, scatta l'obbligo di Super Green Pass per tutti i lavoratori over 50. Queste le tappe principali di un percorso che porterà al 31 marzo, quando scadrà lo stato d'emergenza, salvo il governo non decida di prorogarlo ulteriormente. Pochissimi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta, vi faccio vedere ancora il sondaggio. Eliminare il Green Pass, sì, 0422 162 6691, no, 0422 162 6690. A proposito di Green Pass, è appesa a un filo la vita del 37enne che si è dato fuoco sabato sera a Oderzo. Il suo avvocato parla di accanimento nei suoi confronti. Sentiamo. La goccia che le ha fatto traboccare il vaso è stato proprio l'accanimento da parte dei controlli. Che comunque questa sensazione di non essere considerato, di non essere visto, di non avere nessuna tutela. Ecco, lui secondo me si sentiva veramente vittima del sistema. È una vicenda che obbliga a porsi degli interrogativi, quella di Nadim Faraz, il 37enne pakistano che in preda alla disperazione sabato sera si è dato fuoco per strada a Oderzo. Destinatario di un mandato di cattura europeo per un reato che qui neanche è punito, il 37enne si trovava ai domiciliari e per questo motivo, conferma l'avvocato, non gli è stato possibile vaccinarsi. Lui aveva l'autorizzazione che gli era stata riconosciuta dalla Corte d'Appello di Venezia di recarsi quotidianamente al lavoro. E però non aveva la possibilità di ottenere il Green Pass. Ai carabinieri aveva chiesto di potersi recare a farsi quantomeno il tampone in farmacia, ma gli era stato negato perché al momento non c'era un'autorizzazione in tal senso da parte della Corte d'Appello, per cui lui poteva assentarsi da casa solo per andare a lavorare, ma non per andare a farsi il tampone. Né tantomeno per andare a vaccinarsi. Gli è riuscito di farsi la prima dose solo mezz'ora prima del tragico gesto, la stessa sera in cui ha ricevuto la seconda sanzione consecutiva da 420 euro perché si trovava al lavoro senza certificazione verde. Ma una seconda opportunità probabilmente non riuscirà ad averla, stando a quanto hanno spiegato all'avvocato i medici dell'ospedale di Verona. Mi ha detto la dottoressa che è gravissimo e che probabilmente non ce la farà. Anche se dovesse farcela, comunque sarà un calvario per lui perché dovrà sottoporsi a un numero imprecisato di interventi e rimarrà probabilmente sfigurato e comunque pesantemente meno male per tutta la sua vita. Lui che sognava di fare l'imprenditore. Soprattutto nell'ultimo periodo il suo pensiero fisso era quello di farsi lui, di diventare titolare di un negozio, perché lui voleva proprio riscattarsi. In vigore da oggi le nuove regole su quarantene e scuole, anche sulla DAD, la DAD per i non vaccinati. C'è una lettera di 159 tra presidi e insegnanti contrari alla DAD per i non vaccinati. Come insegnanti noi abbiamo il dovere di educare all'inclusione e all'uguaglianza
In questo modo stiamo escludendo i nostri alunni su scelte che poi sono in capo ai genitori, non ai bambini. Una lunga lettera indirizzata al Premier Mario Draghi, al Ministro Patrizio Bianchi, ma anche al Presidente del Veneto Luca Zaia per protestare contro l'ultimo decreto del governo che prevede anche per i bambini della primaria una distinzione tra vaccinati e non per l'accesso a scuola. In 24 ore l'hanno firmata 159 tra insegnanti e dirigenti scolastici che si rifiutano di dover imporre il divieto di accesso in classe a questo o quel bambino. Non vediamo il motivo di questa discriminazione così grave, soprattutto nella scuola primaria. Noi lavoriamo per l'inclusione, ci hanno dato anche da lavorare per l'educazione civica, affrontiamo i temi della nostra Costituzione, nella quale viene appunto dichiarato che ogni uomo, donna che sia, di fronte alla legge siamo tutti uguali. In questo caso questa uguaglianza assolutamente non c'è. La petizione sarà ora allargata anche ai genitori. La DAD, spiega questa insegnante, è riuscita pur tra mille difficoltà a includere tutti. La nuova norma rischia di penalizzare solo alcuni bambini che si sentiranno esclusi senza capirne il motivo, applicando un controllo del Green Pass che non avviene in nessun'altra circostanza per gli under 12, liberi di entrare nei negozi, andare al cinema, in pizzeria, a prescindere che siano vaccinati o meno. Per cui, perché a scuola? Qual è il motivo? Questo vogliamo sapere. Qual è il motivo? Perché invece a scuola questi bambini devono in un certo senso essere controllati? Noi ci opponiamo a tutto questo. Andremo avanti con la nostra protesta perché qui proprio non vogliamo abbassare la testa, assolutamente no. La cronaca ha inviato sul cellulare di un operaio di Riese Piedecimo un falso link apparentemente simile a quello di Poste Italiane e lo ha truffato facendosi accreditare ben 12.000 euro su carta ricaricabile. Un 23enne di Foggia è stato identificato e denunciato dai carabinieri. Altre 2 denunce per truffe online hanno riguardato un 42enne di Pisa che ha raggirato un 18enne di Dosson facendosi accreditare 500 euro per una vendita di cerchi in Lega mai effettuati e 2 pregiudicati romani che hanno raggirato un impiegato sempre di Riese facendosi versare 1.000 euro su carte prepagate. La classifica del Sole 24 Ore sulla natalità nel nostro paese e la Marca si scopre ai primi posti in questo crollo demografico negli ultimi 20 anni. La Marca si posiziona al 16° posto della classifica nazionale sul tasso di natalità nell'ultimo ventennio. È la fotografia del Sole 24 Ore che ha elaborato dati Istat. In provincia di Treviso nel 2020 si contavano 7 nati ogni 1.000 abitanti. L'anno dopo erano 6,9. Rispetto al 2002 il calo delle nascite è stato del 32,7%, ben al di sopra della media nazionale che si attesta ad un meno 27,7%. Un inverno demografico che ha varie cause, secondo il presidente della provincia Stefano Marcon. Passa attraverso alcune misure di carattere economico. Oggi vediamo che i costi a carico delle famiglie diventano sempre più insostenibili, da ultimo il caro bollette, e quindi è difficile fare famiglia. Oltre ai motivi economici, per Marcon c'è anche una perdita di valori che vanno ritrovati. Tutta la rete che ruota attorno alla società deve dare il proprio contributo perché si inverta questa tendenza che è fondamentale per il progresso dei territori. Invertire il trend è dunque necessario e quanto mai urgente. Bisogna andare avanti nella direzione di tener vivo questo tema e quindi ridurre il carico finanziario, il carico economico alle famiglie, specialmente a quelle più giovani. Una notizia importante che vi ricorderemo da stasera per il prossimo mese. Dal 9 marzo infatti scatterà il cosiddetto switch off, il passaggio nuovo verso la televisione digitale. In Veneto le 3 emittenti del gruppo Media Nord-Est si ricollocheranno in una nuova posizione sul telecomando. Antena 3 sarà visibile sul canale 10, Rete Veneta sul canale 14 e TNE Tele Nord-Est sul canale 18. Dunque per continuare a seguire l'informazione di Antena 3, Rete Veneta e Tele Nord-Est sarà sufficiente risintonizzare il televisore e seguire le nostre emittenti sui nuovi canali, il 10 per Antena 3, il 14 per Rete Veneta e il 18 per Tele Nord-Est a partire dal 9 di marzo, quindi non da domani ma dal 9 di marzo. Fino al 9 di marzo la collocazione è quella consueta che ben conoscete, ma dal 9 di marzo ci sarà questo cambiamento. Vi ricorderemo ogni sera questa importante novità. Adesso la pagina bellunese.
Ci sono tanti temi e molti riguardano la montagna. Al centro del congresso dei delegati della CISL Belluno Treviso, in programma mercoledì e giovedì a Santa Lucia di Piave, che riguarderà anche la Marca ma anche il bellunese, un focus sulla montagna. Ovviamente il tema fondamentale è quello di combattere lo spopolamento e difendere il tessuto imprenditoriale bellunese. Ci sono i temi del lavoro precarizzato e sottopagato e quelli delle relazioni, delle disuguaglianze sociali, del diritto allo studio, della trasformazione del sistema industriale, di una società accogliente e inclusiva. Cambiare, tutelare, crescere. La CISL di Belluno Treviso si presenta all'ultima tappa del percorso congressuale con una lunga serie di temi che rappresentano una sfida umanamente sostenibile per un futuro equo e dignitoso. Come si declina la sostenibilità in un periodo drammatico, tragico come quello che stiamo vivendo? Si declina cambiando il modello di sviluppo, si declina accorciando le filiere distributive, si declina attraverso il coinvolgimento dei giovani nella crescita, nello sviluppo, nel contrasto al calo demografico, si declina attraverso la difesa del lavoro. Con un occhio di riguardo ai giovani, esorta Paglini. Negli ultimi 20 anni, secondo una ricerca realizzata dalla Fondazione Corazzina e dall'Ufficio Studi della CISL Belluno Treviso, gli under 29 nel bellunese sono diminuiti di quasi 9.000 unità, il tasso di natalità si è ridotto drasticamente e lo spopolamento rischia di creare una frattura sociale e generazionale pesante. È un tema che deve essere affrontato, messo come priorità nelle agende di tutti i soggetti del territorio, di corpi intermedi, perché crediamo che ci sia bisogno di infrastrutture, ci sia bisogno di far sì che il bellunese, che la provincia sia collegata con il resto d'Europa, a partire da quello che si chiama sbocco a nord, che a noi piace parlare di collegamento verso nord. Al congresso del 9 e 10 febbraio ci sarà spazio per una riflessione a tutto campo sui temi dell'immigrazione e dell'accoglienza, un'emergenza ormai strutturale. Abbiamo dei problemi perché abbiamo un calo demografico, abbiamo l'invecchiamento della popolazione, quindi abbiamo il problema di recuperare manodopera e questi migranti rappresentano per noi una ancora di salvezza. Se solo usciamo da una logica emergenziale di sicurezza ed affrontiamo il problema economico. Vento forte nelle valli, pioggia moderata e nuove nevicate con accumuli discreti sulle Dolomiti. È stata un'alba come da previsioni per tutta la provincia di Belluno, attraversata da una perturbazione che ha costretto il centro decentrato di protezione civile del Veneto a mettere il bollettino d'allerta, e abbiamo visto poi le raffiche di vento nel Trevigiano. In montagna sono registrati disagi soprattutto lungo le strade per la neve trasportata dal vento. 5 centimetri di neve fresca misurati stamattina a Cortina, in quota il manto ha raggiunto anche i 15 centimetri. In Val Belluna il forte vento ha costretto la sospensione della seduta di tamponi a Paludi in Alpago. Gli utenti sono stati invitati a recarsi al drive-in dell'ospedale di Belluno. Il traguardo ovviamente per la montagna, tra i tanti traguardi, è quello delle Olimpiadi 2026 e un focus su turismo, internazionalizzazione e infrastrutture è anche quello di cui parla Longarone Fiere. Io sono ancora ottimista e speranzoso che comunque le infrastrutture di cui si sta parlando, che sono essenziali per avvicinare la montagna alla pianura, ebbene queste infrastrutture vengano comunque fatte entro il 2026. Mi pare impossibile che non si riesca a farlo tenuto conto anche di tutti i finanziamenti, penso al PNR, che in questo momento ci sono. Sarebbe un gravissimo errore non farle, sarebbe una grande sconfitta. Una sfida da vincere è quella della realizzazione delle grandi infrastrutture prima che si accenda il fuoco olimpico dei Giochi invernali del 2026. Per il presidente di Longarone Fiere, Gianangelo Bellati, quello della viabilità è un nodo strategico fondamentale per il futuro dell'intero territorio bellunese. Immaginate per esempio il problema dello spopolamento delle zone di montagna. Esso sarebbe in gran parte risolto se ci fossero delle infrastrutture più comode e più veloci, perché questo avvicinerebbe i territori di montagna alla pianura e alla produttività della stessa pianura. Il lavoro verso il traguardo delle Olimpiadi Cortina Milano è iniziato e anche il settore fieristico è pronto a fare la propria parte. Il nostro desiderio è anche magari di ampliare la nostra fiera del turismo, mettendo insieme anche delle imprese eccezionali che ci sono per esempio nella zona prealpina, penso al settore delle calzature da sport, gli scarponi eccetera. Il nostro sogno è quello di mettere anche insieme queste imprese, lavorare insieme con loro per promuoverle ancora di più di quello che loro
bravissimi sono riusciti a fare fino ad oggi. Ma sono 2 per il numero 1 di Longarone Fiere le parole chiave sulle quali lavorare sin da subito: turismo e internazionalizzazione. Tu devi collegare il turismo appunto con tutto ciò che è internazionalizzazione per poter arrivare ad avere non solo per le imprese tante esportazioni, ma avere tanti imprenditori, turisti, oltre che imprenditori che arrivano a visitare il nostro paese. Alle 21:15 Ring con Ferdinando Avarino, i suoi ospiti Fabio Bui, presidente della provincia di Padova, Vincenzo Forte di Fratelli d'Italia, Alberto Villanova della Lega, ma anche Francesco Peghin, candidato sindaco di Padova, e Alain Fragasso, il papà di Jessica, una delle vittime della tragedia della 28. Puntata da non perdere questa sera, 21:15 a Ring. Vi lascio al meteo. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al meteo. Si intensifica l'anticiclone sul nostro territorio e si aggrava la condizione di siccità al nord. Almeno fino al prossimo fine settimana, infatti, nessuna pioggia in arrivo. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la giornata di martedì 8 febbraio trascorrerà, come vediamo, all'insegna di un ampio soleggiamento. Il cielo sarà sereno o al più velato, aria tersa e ottima visibilità. Venti in quota settentrionali, inizialmente tesi, poi in attenuazione. Nelle valli e in pianura invece saranno deboli. Temperature stazionarie, minime sotto zero quasi ovunque, massime invece comprese tra i 10 e i 12 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo tanto sole su tutti i settori, il cielo sarà limpido e sgombro da nubi. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato solo con qualche addensamento sui settori di confine, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime intorno allo 0 o di poco inferiori, massime sugli 11-13 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.